amici miei, amici miei stanchissimi, è più un dovere di quelli che mi scrivono in privato e vogliono sapere qualcosa di più, o un mio commento sulle cose del Napoli, perché di Lorenzo, perché ovviamente gli allenatori. Vi riporto un attimo, vi uniamo un paio di puntini del passato e voi tirate le conclusioni. Cominciamo. Allora, io do il benvenuto a Vincenzo Pittelli e a tutti quelli che sono riusciti a sfondare il numero dei 22.300, siamo già oltre, possiamo arrivare a 22.500 in a matter of time, like minutes, ci possiamo arrivare subito. Se voi lasciate il like ci arriviamo più presto. E non è che questo però ci porta a scoprire il nome del prossimo allenatore in fretta. Vi devo dire una cosa, una riflessione mentre noi tutti aspettavamo. Ma Gasperini deve parlare. Com'era il titolo del video di ieri? Era Conte aspetta il no di Gasperini. Cioè siamo veramente all'illogico. È un illogico, perché se Conte è libero e se il Napoli ha già deciso, è un illogico che Conte aspetta che Gasperini parla con Percassi e tu stai aspettando perché vuoi Gasperini, però c'hai già il sinico. È un illogico assoluto. E volevo riportarvi un attimo alla realtà. La realtà ci ricorda questo. Quando è? Sergio Conceição, dovete ricordarvi bene, Napoli-Verona, ok? Il Napoli-Verona avviene il 23 maggio, appena proprio il fischio finale. Ciao Rino, grazie, è stata buona, l'esonero di Gattuso al volo. Poi noi sapevamo e abbiamo saputo dopo, e Spalletti non ha smentito, che nel frattempo De Laurentiis lo aveva già contattato a gennaio. Poi Spalletti non vuole entrare in corsa, Spalletti si fa convincere ad accettare poi quando arriva la seconda stagione, ma il 24, il giorno dopo, l'ANSA, riportando il Corriere dello Sport, ed è importante anche dire chi e cosa ha detto cosa, perché il Corriere dello Sport che ci dice di Lorenzo stanotte, parliamo, Sergio Conceição, c'è Sergio Conceição, e alcuni articoli portano, firmato già, è Sergio Conceição il nuovo allenatore del Napoli, la notizia lanciata, eccetera eccetera, senza andare nello specifico. Dopodiché il giorno dopo, 25 maggio, clamoroso Napoli, salta e zampate Conceição, ve lo ricordate il video che fece? Sergio Conceição è stato l'allenatore del Napoli solo per 24 ore, non è vero, non lo è mai stato, perché già c'era Spalletti, quindi non ci possiamo far portare a spasso da questi qua. Ognuno deve poter, ogni tifoso ha il diritto di seguire un suo senso logico. Un tifoso mi dice guarda, per me ha più logica che venga italiano, e io dico ok, perché ne ha parlato, perché già lo voleva prendere l'anno scorso, ha una sua logica, la Fiorentina non lo vuole più, ha una sua logica. Un altro discorso mi fanno, devi riportare entusiasmo alla piazza, è solo Conte, c'hai Conte libero, vuoi vedere che non prendi Conte, i soldi ci sono, ed è un discorso logico così. Vuoi la continuità di uno che comunque ha vinto, ecco perché il fatto di Pioli, io Pioli vi dissi che però secondo me era un nome per farci digerire meglio il nome vero. Gasperini poi si cavalca perché è l'uomo del momento, quello che vince l'Europa, eccetera eccetera, Europa che al Napoli non ha mai interessato, ed Europa che il Napoli non farà, perché siamo decimi e ci dobbiamo rendere conto. E secondo me proprio per parlare di allenatori non ci siamo resi conto che siamo decimi nell'anno in cui forse vanno 8-9 squadre, cioè una cosa incredibile. E quella classifica, questa classifica sta facendo il giro del mondo proprio perché l'Italia porta tantissime squadre in Europa e il Napoli non si vede, è una cosa veramente vergognosa. Sergio Conceição è stato, si dirà, per una notte, prima che improvvisamente nulla, assolutamente. Dopodiché il giorno dopo, il 26, colpo di scena al Napoli, Sarri in pole. Il Napoli batte il Crotone, chiude il campionato. Secondo me questa è una ricostruzione storica. Nel 2020 vedete le date e internet esiste per questo. Sarri, ma neanche per sogno. E si facevano all'epoca anche i discorsi di Simone Inzaghi. Attenzione, Simone Inzaghi nel momento in cui l'Inter molla Conte, o meglio si mollano a vicenda perché Conte non era contento e non era convinto del progetto Inter che si stava ridimensionando all'epoca, figurati un po', Conte molla e prendono Simone Inzaghi immediatamente, mentre il Napoli già aveva preso Spalletti e meno male. Quindi questa è la ricostruzione di quello che è successo. E da Napoli-Verona, quindi dall'esonero di Gattuso al benvenuto Luciano, passano 6 giorni.
Quindi noi non possiamo aspettarci, non potevamo aspettarci che oggi, che è il 24 maggio, e si deve giocare ancora, e la stagione non è finita, e per una serie di motivi non sarà finita nemmeno la stagione finita, perché l'Atalanta e la Fiorentina devono ancora giocare, pensa un po' tu. Noi volevamo già avere la risposta adesso, è un'illogica, siete degli illusi, siete degli aziendalisti illusi se volevate già la risposta. La logica vuole che il Napoli già ha deciso, e non so chi, se tra questi 4 di che si parla sempre, o del nome a sorpresa che io vi chiedo, vi imploro di tenere sempre presente. Quindi questa è la logica delle cose. Con un Amrabat per tattico, volevo ritornare anche a questa cosa qua. Perché ho scritto Politano vuole andare via? Perché adesso la notizia è quella di Di Lorenzo, no? Perché io, nel ringraziare l'amico Joe che mi dà in anteprima i giornali, quindi io lo so, di notte a New York voi vi svegliate e trovate queste sorprese. Io lo sapevo già, però non ho cavalcato, non ho fatto uscire il video Di Lorenzo vuole andare via, perché non lo so, perché conosco il procuratore di Di Lorenzo, perché non so se effettivamente questa è una cosa vera, non so se Di Lorenzo deve sentire il bisogno di smentirla questa cosa. Da capitano sarebbe carino nei confronti dei tifosi, poi se dici di mollare, di voler mollare dopo l'annata così, il tifoso ci rimane male. Però noi sappiamo anche che tutti questi discorsi molto spesso vengono pilotati ed escono fuori o dai procuratori o dalle società stesse, perché nel caso del Napoli lo sappiamo che alla fine della fiera si deve sempre identificare in un giocatore o nei giocatori quelli là mercenari su cui noi dobbiamo rivoltare tutta la nostra rabbia, perché alla fine c'ha sempre ragione la società, i giocatori sono tutti mercenari. Quindi io non lo so da dove parte, se parte da Giuffredi oppure se parte direttamente dalla società, perché lo spiffero deve arrivare da qualche parte. Spifferi è uno spiffero che ci fanno sapere. Gasperini ha già deciso che Di Lorenzo vuole fare il braccetto, lo preferisce il braccetto piuttosto che tutta fascia. Signori, nel momento in cui Gasperini ancora si deve incontrare con Percassi, dite queste robe e adesso ci fanno sapere che è quasi tutto fatto. Ho sentito Percassi che è molto tranquillo. Voi la dovete finire di dirci stupidaggini, quindi dobbiamo semplicemente prendere quelle che sono le nostre sensazioni, non ci facciamo portare a spasso da nessuno. Di Lorenzo vado via, ha chiesto di partire eccetera eccetera, benissimo, lo ricorderete, se non ve lo ricordate ve lo ricordo io. Politano, la gente, il Napoli è un'opzione B, vuole andare via, Politano vuole andare via, insanabile rottura con Spalletti, questo era l'11 luglio del 2022, ve lo ricordate bene. 9 maggio 2024, Matteo Politano vuole garanzie, vuole avere ampio minutaggio nella prossima stagione. 22 settembre 2022 Politano voleva andare via, ma il Valencia non avrebbe mai potuto prenderlo, perché poi la gente di Politano dice che è sempre lui, vuole andarsene e Gattuso lo stima. Insomma, ognuno fa il gioco delle parti, ognuno sale alla ribalta e ognuno gonfia la bocca, le guance e dà aria ai movimenti di pancia. E quindi, dato che noi sappiamo che De Laurentiis ci ha detto che vuole fare un altro intervento, un'altra conferenza il 31 maggio, probabilmente una presentazione per Manna, non lo sappiamo, però sappiamo che vuole prendere parola. Oggi è il compleanno, tanti auguri presidente, ti dovresti fare un regalo. Il regalo è prendere uno a cui tu puoi dare le chiavi e te ne vai un po' in vacanza e ti rilassi un attimo. Invece no, perché sappiamo questo e sappiamo anche che c'è un altro incontro, un'altra occasione, altri microfoni sventolati dove si potrà parlare e lo vediamo qui. L'Italia è un paese acerbista, relatori Aurelio De Laurentiis, Juan Jesus ci sta, Mimma D'Amico, Mamadou Kouassi, moderatore Guido Trombetti, in collegamento Khalidou Koulibaly. Lunedì 27 maggio, ore 10:30. Mi perdonerete se non mi sveglierò insomma alle 4 del mattino per seguire questa cosa, poi la seguiremo poi dopo, però c'è un'altra occasione per parlare eccetera eccetera. Quindi io non vi dico, non vi posso dire Conte, sicuramente è Conte, sicuramente è italiano, sicuramente è Edo che finirà sulla panchina del Napoli. Non vi posso dire niente di tutto questo, vi posso dire che ci sarà ancora da aspettare, perché se dopo con la certezza di Spalletti hai aspettato comunque 6 giorni per annunciare Spalletti post Gattuso, vuol dire che tu ti diverti ed è il divertimento maggiore
di De Laurentiis e portare a spasso giornalisti e di conseguenza i tifosi. E non mi sorprenderebbe nemmeno se sei d'accordo con Gasperini, hanno fatto questa cosa, la donna bellissima eccetera eccetera, perché insieme i due, le dico una cosa un po' forte, non c'è nessuno che ci odia sportivamente parlando più di De Laurentiis e Gasperini. Proprio i napoletani, se c'è qualcuno che non ci sopporta, e De Laurentiis e Gasperini si sono messi d'accordo e hanno fatto vogliamo fare uno scherzo, tutti credono che tu alla fine continui con l'Atalanta, perché io non ti posso garantire l'anno prossimo tu con l'Atalanta magari puoi fare la Champions, puoi farti delle coppe, delle finali, io non ti posso garantire niente, non ti posso nemmeno probabilmente garantire tutto il mercato di cui tu hai bisogno per ricreare tutte le cose tue tattiche. Poi a me piace il 4-3-3, facciamo questo scherzo ai tifosi per il mio compleanno, tutti quanti vanno un po' a spasso, si dimenticano di Conte, inseguono Gasperini e poi non è successo, ma quella poi l'Atalanta non è colpa mia. Vi sembra uno scenario plausibile, inverosimile? Fatemi sapere voi, così io non mi posso far portare a spasso da nessuno. Tiro le mie conclusioni, unischio i miei puntini e quello che mi risulta, quello che mi ricordo vi ricordo e quello che mi risulta vi dico. Nella logica delle cose non può essere che tu stai aspettando Gasperini se hai già il sì di Conte. Non è possibile, non è pensabile e non ha senso. Quindi voi tirate le vostre conclusioni anche per quanto riguarda Di Lorenzo e vi invito semplicemente, come ho fatto anche in passato, di non diventare poi insofferenti nei confronti dei calciatori, perché poco ci è rimasto il rapporto, parlo per il futuro, per quelli che dovranno voler venire, almeno uno che fa una telefonata a un ex giocatore, dici ma la piazza com'è? Se tu dai il massimo loro te lo riconoscono e hanno memoria lunga se tu hai dato il massimo. Se adesso ci metti avanti e dici il peggiore capitano, vuol dire che poi non ci saranno grandi cose. Nella giornata in cui potremmo dover salutare Zielinski, e anche così pare che Zielinski sia tornato in palestra, non ho letto il report dell'allenamento, ma è una notizia per domani, perché domani ci sarà un altro report e possiamo fare un'ipotesi di formazione, perché avremo una partita da giocare che guarderemo insieme live reaction. Veramente la live già è pronta e già ci sono i like preventivi, passate di là, c'è la chat aperta, potete discutere con gli altri tifosi e fare delle ipotesi. Per il resto veramente c'è poco da dire, ognuno segua il suo personaggio preferito oppure utilizzate la vostra testa e fatevi due calcoli, sempre considerando che la logica non sempre sta di casa nella famiglia De Laurentiis, perché non sempre si segue un ragionamento logico quando si prendono delle decisioni. Prendiamoci manna e andiamo avanti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali se ce li avete, i like esausti, lo so, serve un po' di pazienza, un altro po' di pazienza perché non è finita.